Una buona giornata, bentrovate e bentrovati questo lunedì 9 giugno, le scuole sono finite, noi comunque continuiamo, siamo insieme fino alle 13:30, è iniziata l'estate per moltissimi anche sui litorali e non solo, Città d'Arte e tanto movimento, quindi implica questo nel weekend a livello di auto e non solo. Avremo modo di capire come è stata la situazione in questo weekend durante questa nostra prima edizione, tra escursioni, tra gite ovviamente passando in auto dalle autostrade alle strade provinciali. Si sono verificati numerosi incidenti, tra cui anche qualcuno mortale, però è stato anche il weekend del referendum. È possibile ancora votare fino alle 15 di oggi, un'affluenza che, se avrete letto i giornali questa mattina, è molto scarsa, non si è arrivati al quorum, a patto che non si rechino tutte le persone fino alle 15 a votare. Siamo intorno al 19-20%, 22% in alcune parti d'Italia, ben distanti dal 50% più 1 degli aventi diritto che si sono recati alle urne. Andiamo sul sito di Eligendo per farci un po' un'idea di quella che è la nostra regione, di come si è votato nella nostra regione. Il Veneto ha un'affluenza generale alle ore 23 di ieri circa del 19,92%, vedremo quella delle 15 dunque a quanto si attesterà e rimaniamo in attesa. Abbiamo Treviso per esempio che è al 18,83 sotto la media nazionale. La provincia più virtuosa, Padova, con un 21,92% degli aventi diritto che si sono recati al voto. Questa è la situazione, ovviamente vi terremo informati, continueremo a monitorare. Avremo anche occasione durante il telegiornale della sera di fare un po' il punto con le forze di maggioranza e di minoranza per capire insomma cosa ha prodotto questo referendum e soprattutto uno sguardo verso l'astensione. Sentiremo dunque i commenti rispetto a questo weekend. Oggi è lunedì, è anche il giorno di Ring, questa sera a partire dalle 21 con il nostro Christian Arboit, e come sempre vi diamo notizia del sondaggio. Si parla del reintrodurre una mini naia, un mini servizio di leva obbligatorio magari nella protezione civile. Questa è la proposta rilanciata dall'Associazione Nazionale degli Alpini negli ultimi giorni dopo la Dunata di Biella e prima del grande raduno Triveneto a Conegliano che si terrà nel fine settimana. La politica è come sempre divisa tra mille distinguo anche all'interno degli stessi schieramenti. Quindi vi chiediamo di esprimere un vostro parere a riguardo. I numeri li vedete sempre in sovraimpressione, continuate a chiamare, avete tempo fino a questa sera anche durante la puntata di Ring e poi nel corso della puntata il risultato finale. Se ne parlerà insieme questa sera anche con il nostro Christian Arboit. Insomma, lo dicevamo all'inizio di questa nostra puntata, tante le persone che si sono mosse nel fine settimana, tante le escursioni. Purtroppo una 57enne è stata ritrovata senza vita. Siamo nel Bellunese, per noi collegata al telefono per raccontarci quanto accaduto la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana, buongiorno. Sì, buongiorno. Elena Zannin, 57 anni, di Feltre, è la vittima dell'ennesimo incidente in montagna nel Bellunese. La donna è precipitata dal sentiero De Bastiani ruzzolando per diverse decine di metri. L'hanno ritrovata verso le 11 di ieri sera. Gli uomini del soccorso alpino di Feltre, allertati assieme al personale del SUEM e dai familiari della 57enne che dal mattino non l'avevano più vista rientrare dall'escursione annunciata al bivacco Casera Bosque dei Boi sul Monte Tre Pietre in comune di Cesio Maggiore e non rispondeva al telefono. La chiamata al 118 è arrivata qualche minuto dopo le 20. L'auto di Elena Zannin è stata trovata parcheggiata a Cesio Maggiore vicino all'attacco del sentiero. I 6 soccorritori sono stati portati in quota dall'elicottero del SUEM e divisi in 2 gruppi hanno iniziato a perlustrare la zona scendendo dalle direzioni opposte. Altri 8 soccorritori si sono avvicinati in fuoristrada da una carareccia per poi incamminarsi a piedi. 2 sono invece rimasti al campo base. Alle 22:40
7:40 una squadra si è imbattuta in un bastoncino a terra in un tratto esposto dell'itinerario sopra la chiesetta di Sant'Agapito. Scendendo sulla verticale i soccorritori hanno poi ritrovato altri oggetti e un centinaio di metri più in basso purtroppo il corpo senza vita della donna. Avvisati i carabinieri e ottenuto il nulla osta della magistratura per la rimozione, la salma è stata imbarellata e da lì trasportata ai mezzi dove i soccorritori sono arrivati all'1:30 della scorsa notte. È tutto da Belluno, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani, ovviamente continueremo a seguire il caso anche nel telegiornale della sera. Ora ci colleghiamo con la nostra Valentina Visentin perché oltre ai movimenti su strada c'è stata anche la cronaca a tenere banco nella nostra regione durante il weekend e soprattutto ieri un giallo, un uomo ferito con un colpo di pistola alla testa trovato agonizzante e per noi c'è a Fontaniva la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno, quali sono le novità? Sì, buongiorno da Fontaniva, siamo proprio nel punto dove ieri mattina verso le 7:30 è stato trovato agonizzante Senai Fatos, il 58enne albanese che è stato colpito alla testa da un proiettile, quello che sembrava in un primo momento un incidente in bicicletta perché l'uomo è stato trovato a terra vicino alla sua bicicletta, si è poi rivelato essere un vero e proprio giallo perché una volta arrivato in ospedale si è scoperto con un attacco che l'uomo aveva un foro d'entrata e un foro d'uscita alla testa e quindi era stato colpito da un colpo di pistola che è stato sparato intorno alle 7:30 del mattino ed è stato udito anche da chi abita in questa zona di campagna. Un unico colpo e poi appunto è stato ritrovato il corpo. A ritrovarlo due guardiapesca che erano di passaggio e che hanno subito allertato i soccorsi che sono arrivati, hanno trasportato d'urgenza il 58enne in ospedale che attualmente è ancora ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni. Caccia ora a chi ha sparato, al killer che potrebbe essere scappato o a piedi velocissimamente tra la vegetazione. Qui vicino infatti c'è un boschetto che potrebbe aver facilitato la fuga oppure potrebbe essere scappato in macchina, una fuga repentina perché non ci sono testimoni che hanno visto qualcuno scappare. I carabinieri al momento non escludono nessuna pista, anche se l'unica che potrebbe essere quella più difficile, la strada più percorribile è quella di uno sparo di un cacciatore. Non è periodo di caccia e questa non è una zona venatoria, quindi ogni pista, ogni ipotesi è esclusa. Manca l'arma del delitto, ma soprattutto manca, come dicevamo, il movente, anche se non si esclude un regolamento di conti, visto il punto in cui è stato colpito il 58enne albanese che viveva qui a Fontaniva da circa 3 anni, da quando era andato in pensione. Nel suo paese era un ex guardia carceraria, incensurato, quindi nessuna ombra nel suo passato, tuttavia potrebbe aver fatto magari uno sgarbo a qualcuno che ha pensato di attenderlo qui ieri mattina per colpirlo alla testa. Le indagini sono serrate da parte dei carabinieri, mentre l'uomo che viveva qui con la moglie e poco lontano abitava anche la figlia, lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva. Stava passando da qua in questo punto perché poco lontano andava ad aiutare in una fattoria dove si prendeva cura dei cavalli. Nessuno ha visto nulla, solo l'unica certezza è il momento in cui è avvenuto lo sparo intorno alle 7:30 del mattino. Da Fontaniva è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Valentina per questi aggiornamenti, grazie a Federico Cibotto per il contributo tecnico. Come sempre, se ci saranno aggiornamenti nel corso della puntata noi continueremo ad aggiornarvi da Padova noi passiamo invece a Vicenza ancora con la cronaca. È stato un weekend di violenza in città, un 16enne accoltellato e una rissa in via Napoli. I residenti non ci stanno, chiedono più sicurezza, un dibattito aperto da tempo e questi fatti ne sono la dimostrazione, dicono. Luisa Bertini per noi proprio da Vicenza con un gruppo di residenti. Luisa, buongiorno.
Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo al Park Cattaneo dove si è consumata l'episodio di sangue sabato sera. Ancora se ne vedono le tracce in cui un sedicenne sarebbe stato appunto aggredito da un coetaneo e accoltellato alla schiena. Sul fatto di sangue sta procedendo la squadra mobile, ovviamente vige il massimo riservo degli inquirenti a riguardo. Il ragazzo poi si sarebbe recato in uno dei negozi qui vicino, in un locale qui vicino, a chiedere aiuto per poi essere soccorso e portato in ospedale. Vicenda con molti nodi oscuri ancora da sciogliere. Utili probabilmente saranno agli inquirenti anche le telecamere del circuito di videosorveglianza. Ma mentre qua si verificava questo fatto sabato sera nelle zone di via Napoli, una rissa, un diverbio tra extracomunitari che è stato filmato dai residenti che proprio sabato sono scesi in strada per una raccolta firme affinché venga istituita la zona rossa nel quartiere. Di tutto questo parliamo con il consigliere comunale Nicolò Naclerio e con la serie di cittadini che oggi ci hanno raggiunto. Buongiorno a tutti. Sì, la situazione purtroppo a Vicenza, non solo in centro storico ma anche nei quartieri limitrofi, sta sfuggendo di mano. Sono 2 anni che avvisiamo l'amministrazione. Domani in Consiglio Comunale abbiamo presentato una richiesta di dibattito urgente dove presenteremo una serie di proposte all'amministrazione da mettere in campo sin da subito. Quindi non solo gridare a quello che succede, quello che la stampa sta testimoniando quotidianamente come un bollettino di guerra, ma portare proposte concrete in Consiglio Comunale. Siamo stanchi dello scaricabarile perché gli uomini della Questura, gli uomini dei Carabinieri sono gli stessi che c'erano 5 anni fa, 4 anni fa e 3 anni fa, quindi siamo stanchi dello scaricabarile, va messo in campo più uomini della polizia locale, va creato un pool interno assieme anche ai servizi sociali, perché qui c'è un problema evidente anche di tossicodipendenza di giovani e non. Ecco, io chiederei a lei, che ha organizzato una manifestazione ancora un mese fa, manifestazione sulla sicurezza a cui hanno aderito circa 500 vicentini, per dire basta, noi siamo stanchi. Sì, esattamente il 10 maggio scorso ho organizzato questa manifestazione dove Vicenza pretendeva sicurezza. Ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta, anzi le cose stanno peggiorando, perché basta guardare il bollettino di guerra che ogni mattina voi redate nei vostri giornali e basta leggere come va. Questa amministrazione deve dare delle risposte, perché comunque 500 persone hanno diritto a una risposta e che Vicenza venga gestita in maniera meglio. Voi ne farete un'altra di manifestazione? Noi sicuramente ne faremo un'altra e punteremo a portare molte più persone in più. Ecco, invece lei signora è una delle promotrici della richiesta di zona rossa al prefetto. Intanto io le chiederei che cosa fate voi nel vostro quartiere tutti i giorni intorno alle 6:30, se non ho capito. Il quartiere si sta organizzando, a sera ci sono gruppi di persone che scendono e passeggiano. In effetti non è una passeggiata, ma è un cercare di allontanare tossici e spacciatori che stazionano anche negli spazi privati delle case. Abbiamo incontrato il sindaco ci ha detto di richiedere un incontro col prefetto e col questore, cosa che avevamo già fatta, quindi c'è una richiesta già in atto per poter parlare con le massime autorità. Sabato è partita la richiesta per la zona rossa, una petizione a cui stanno firmando varie decine di persone. L'istituzione della zona rossa potrebbe essere un deterrente, come è successo nelle altre città, perché ricordiamo che l'ha fatto Verona, che l'ha fatto Padova, che l'ha fatto Venezia. Chiediamo anche noi di poter avere la zona rossa per dare un po' una ripulita in questa zona. Ecco, l'avete sentito, questo è il disagio avvertito dai residenti di diverse zone della città. Per il momento è tutto e restituisco la linea allo studio.
Grazie mille e anche grazie ai cittadini e ai residenti per questo contributo. Noi insomma continueremo a parlare di sicurezza anche più tardi, però in questo momento ci colleghiamo con la nostra Ilaria Marchiori, andiamo a Mestre e sempre di sicurezza di fatto si parla perché c'è stato l'ennesimo furto, l'ennesima spaccata al ristorante Amelia, è il 16° colpo in poco tempo. Ilaria, buongiorno, sei con il titolare. Sì, buongiorno a te Edi, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, è l'ennesimo colpo qui al ristorante Amelia Romana che si trova tra via Miranese e via Giustizia a Mestre. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, anche se è difficile da credere, via Giustizia è proprio una via incriminata, quella dove si trova la famosa carrozzeria moderna che ha subito tantissimi furti in pochi anni e è poco distante dal drop-in. Dicevamo, qui insieme a me c'è il titolare del ristorante, Luca Serpente, che ha subito l'ennesimo furto, diciamo il 16°. In sintesi, che cos'è successo questa volta? Lo stesso modus operandi, hanno spaccato una porta per entrare e è suonato l'allarme, quindi le telecamere. Il personaggio, perché una persona si tratta, perché le telecamere lo inquadrano molto bene, un straniero probabilmente, perché occhi a mandorla, carnagione olivastra. Niente, va verso la cassa, ruba quei pochi spicci che sono soliti lasciarsi come fondo cassa, poi va a prendersi delle bottiglie di vino dal frigo, così si evince dal video, li mette dentro uno zainetto e va via incurante della telecamera che inquadra e della sirena che continua a suonare. Immagini che ora, lo ricordiamo, sono al vaglio delle forze dell'ordine, ma quello che a lei preme dire, oltre ovviamente l'amarezza e sottolineare una situazione che a Mestre ormai è fuori controllo, nonostante in qualche modo si stia cercando di intervenire, lei che cosa farebbe concretamente? Ma io nel mio piccolo, visto che comunque ormai è tanto tempo che siamo qua a parlare di microcriminalità, perché qua parliamo di rubagalline, di microcriminalità, di gente che va a spaccare e ti crea dei danni per rubarti €1 per una birra. Quindi questa gente qua, io capisco perfettamente il sovraffollamento delle carceri, dei processi, la burocrazia elefantica, tutto quello che vogliamo. A questo punto bisognerebbe cercare, magari mi rivolgo anche al ministro Nordio, bisognerebbe cercare delle cose alternative senza che poi si indigni la sinistra o qualcuno, ma cercare un qualcosa che faccia pagare, spiare le pene a questi soggetti. E poi questi reati minori, quindi potrebbe essere uno sfalcio erba nelle scuole, negli ospedali, andare a pulire gli argini, scontare in questa maniera la pena in maniera tale che la comunità ne traga beneficio, almeno qualcosa gli si fa, se no non gli si fa proprio nulla, perché dopo una serie di reati qua gli si dà un daspo e questi ci ridono sopra. Io ho tante forze dell'ordine che conosco e vengono qua e fermano gente che ha 2-3 daspi, ma non gli fanno niente, non gliene frega niente. Noi italiani abbiamo paura di non pagare un biglietto sul treno, questi se ne fregano, siamo esasperati, non si può più andare avanti così. L'appello di Luca Serpente è chiaro, effettivamente questa proposta potrebbe essere seriamente presa in considerazione, anche perché non dovrebbe essere così di difficile attuazione. Io la ringrazio per la sua disponibilità, la lasciamo andare a lavorare perché l'orario ovviamente chiama. Qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie anche al titolare. È da tempo che noi diamo voce sostanzialmente a chi subisce furti, atti vandalici, violenze, insomma quello che si chiede è sempre la certezza della pena, un dibattito aperto anche a livello politico e che spesso trova degli scontri anche all'interno degli alleati in maggioranza. E dunque vedremo come si cercherà di andare avanti e cercare
cercare insomma di trovare una soluzione che spesso viene cercata in questi mesi anche attraverso l'istituzione delle zone rosse, che tanto però stanno facendo dibattere anche all'interno delle stesse cittadine o paesi in cui vengono introdotte. Andremo infatti tra poco a Treviso, però continuiamo intanto a parlare di sicurezza e ci spostiamo a Bassano perché non si placa la polemica in quartiere Rondò Brenta a Bassano, che è stato appunto teatro di numerosi atti vandalici ad opera di alcuni ragazzi che lì vi abitano, e dopo insomma le rassicurazioni del presidente del quartiere un altro cittadino invece sottolinea la propria preoccupazione, ma ci spiega tutto nel dettaglio il nostro Mirko Cavallin con il contributo di Simone Merlo. Vediamo. Buongiorno da Bassano del Grappa, siamo tornati con Simone Merlo in quartiere Rondò Brenta a Bassano, al parco di Via Trentino, al centro l'anno scorso di alcuni episodi di cronaca, un vandalismo con il danneggiamento di una fontanella dell'acqua, poi velocemente ripristinata. Al centro delle polemiche ci sarebbe un gruppo di ragazzini qui residenti e protagonisti, appunto a quanto pare autori di questi atti vandalici. La presidente del quartiere, Nunzia Attianese, ha rassicurato sul fatto che il quartiere sta lavorando per coinvolgere i giovani nel vivere il quartiere nel modo migliore, ma come hanno denunciato anche altri residenti la situazione in realtà non sarebbe così tranquilla, soprattutto di sera. Allora il signor Sebastiano Bontorin, che qui praticamente è nato, il quartiere l'ha visto crescere, conferma questa situazione? Sì, confermo tutto quanto quello che ha appena detto, anche perché diciamo che questa è la zona per me più bella e tranquilla sarebbe del quartiere, che come vedete anche voi ci sono piante, c'è tutto quanto, è una zona che adesso soprattutto che hanno terminato le scuole, al pomeriggio vengono famiglie di tutte le etnie, perché l'altra pezza del quartiere dove c'è il parco giochi dall'altra parte non ci sono piante, non c'è niente, che è vicino alle scuole, e questo proprio viene goduto dalle persone, degli anziani una volta di sera, che adesso non vengono più, e di pomeriggio e anche tante volte di mattino adesso cominciano i bambini che sono a casa da scuola, dall'asilo, finché dopo partono magari per le ferie. E adesso, come vedete voi, eliminando il degrado di panche, che adesso questa è proprio smontabile, come si può fare la prova che è un appoggio, è un appoggio soltanto, sono tutti pezzi, tutto è andato a rompere perché ci sono le persone che adesso non vengono più, perché c'è sempre alla sera soprattutto c'è questa, chiamavano malavita, perché logicamente le persone hanno paura. Ma cosa succede l'ora di sera? Ci sono questi ragazzini che si trovano? Ci sono ragazzi che si trovano qui e logicamente si trovano, fanno casino, oltre a rompere fanno casino, e addirittura tempo indietro sono arrivati qua con pistole scacciacani, che ho trovato addirittura i bossoli io lungo la strada che hanno sparato. Sicuramente le persone non possono pensare che è una pistola falsa o no, e logicamente hanno paura a uscire alla sera. Secondo il mio punto di vista ci vorrebbero più forze dell'ordine che girano gli orari serali, o spostarli, logicamente non è che possono prenderli e fare chissà cosa, o spostarli almeno da questa zona. A quanto risulta però questi ragazzini abitano qui con le loro famiglie, sì. È il loro quartiere? È il loro quartiere, e da come ho sentito io è stato notificato anche i genitori dicono che non riescono a tenerli sotto controllo, e logicamente non è che possiamo fare qualcosa noi. Qualche altro residente ci ha confermato o ci ha raccontato anche di intrusioni all'interno di abitazioni private? Abitazioni proprio qui vicino, proprio posso assicurarlo, conosco anche le persone dove sono entrate, logicamente non possiamo fare nomi, però sono cose che veramente sono successe. Dentro le abitazioni. Secondo lei quale appello fa al comune e alle istituzioni? Allora, io vorrei dire all'assessore della sicurezza di fare girare più pattuglie, forse non negli orari diurni, perché negli orari diurni è abbastanza tranquillo, negli orari serali, che penso che il centro abitato di Bassano sia meno pericoloso perché è più sotto controllo. Penso che sia da farli girare per queste zone, almeno in questo quartiere, perché non sento che in altri quartieri ci siano queste problematiche. Questo quartiere c'è.
e soprattutto questa zona, non l'altro parco giochi che è il centro del quartiere Rondo Brenta. Allora, andremo a suonare al campanello dell'assessore alla sicurezza. Ringrazio il signor Sebastiano Bontorin, Simone Merlo per la parte tecnica. Da Bassano è tutto, a voi la linea. Grazie Mirko, grazie Simone, insomma lo avete sentito, è un tema sempre di attualità purtroppo e che tiene banco anche nella politica cittadina. La scorsa settimana l'acceso scontro tra Lega e Fratelli d'Italia nell'amministrazione all'interno della giunta Conte che era scoppiato per il caso sostanzialmente di un consigliere comunale che aveva chiesto di estendere la zona rossa, cambiarle nome, tutte richieste che di fatto dovrebbero essere fatte al prefetto. Da qui poi si è acceso lo scontro tra una mancanza di visione comune tra Fratelli d'Italia e Lega. Solo venerdì scorso il dibattito che faccia a faccia con i principali vertici provinciali di Lega e Fratelli d'Italia, Sindaco Conte e i capigruppo dei due partiti alleati, che si è risolto di fatto con un nulla di fatto. Allora però la città continua a voler essere presente poi anche con la passeggiata della Lega, la passeggiata cosiddetta della sicurezza nel quadrante di Via Roma. Ora zona rossa che è novità di ieri data proprio dal sindaco, che vuole cominciare a portare sostanzialmente un festival con cadenza quindicennale proprio nel quartiere di Via Roma per restituire la zona alle famiglie, perché solo con la presenza delle persone si evita poi che quelle diventino posti e luoghi di degrado e di violenza. Sentiamo allora il servizio di Francesca Bozza. Nei prossimi giorni ci incontreremo nuovamente con i commercianti per mettere a punto il calendario. Abbiamo già delle idee pronte, però nasce ufficialmente Via Roma in Festa. Il sindaco Conte lancia una nuova iniziativa con i commercianti di Via Roma per riqualificare la prima zona rossa della città. Un'idea nata negli ultimi giorni, proprio dopo la passeggiata organizzata dalla Lega giovedì sera. Dalla passeggiata con i cittadini dell'altra sera e parlando con i commercianti del quadrante di Via Roma è nata l'idea di una festa periodica, quindi che si ripeterà nelle settimane, che è Via Roma in Festa. Musica, arte, buon cibo saranno insieme ai cittadini protagonisti di una festa che punta a rivitalizzare il quartiere, spesso al centro delle cronache. Laddove magari troppe volte abbiamo sentito dei richiami negativi di quella zona. Ecco, vogliamo esattamente con lo stesso spirito della passeggiata, cioè quello di far vedere dei luoghi che sono assolutamente belli, sicuri e affascinanti, portare tutti i nostri cittadini in Via Roma in Festa. Da quando potrebbe partire? Credo che nelle prossime settimane calendarizzeremo già la prima serata. Vogliamo farlo anche proprio in corrispondenza della zona rossa, proprio per far vedere che funziona e che è una zona estremamente sicura, ma soprattutto che è un quadrante di città aperto alle famiglie, ai bambini, agli artisti, a tutti coloro che vogliono vivere la città nel migliore dei modi. In settimana il sindaco incontrerà nuovamente i commercianti per definire il calendario di eventi che dovrebbero svolgersi 2 volte al mese. Sarà scelto un giorno infrasettimanale, probabilmente il giovedì, quando dalle 18 Via Roma chiuderà parzialmente al traffico per riempirsi di tavoli, musica e opere d'arte. Troveremo il modo da un punto di vista viario di non intralciare il traffico, ma di consegnare in corrispondenza della sfera di Tony Benetton un'area proprio destinata a questa festa di quartiere, questa festa comunitaria che ha un grande significato di riqualificazione sociale. Dunque si parla di ripopolamento dei quartieri, portare le famiglie, le persone lì dove spesso ci sono zone teatro di violenze, di spaccio, insomma di degrado, però se così è per il quadrante di Via Roma non è lo stesso per invece Lappiani. Ne abbiamo dato notizia tutto questo inverno, in realtà dalla sua chiusura, dallo sgombero, continuano le aggressioni ai clochard. L'ennesima nel parco del Lappiani. È stato aggredito un senzatetto proprio nel parcheggio dell'area. La vittima è un clochard di 25 anni. Il sindaco Conte intanto oggi incontrerà il prefetto per discutere proprio di questa situazione. A
terra la chiazza di sangue, la camicia insanguinata, una scarpa, una bici. Ricoverato in ospedale, un ragazzo indiano di 25 anni aggredito brutalmente da un pakistano. I due clochard bivaccano da tempo al parcheggio a Piani. Una lite scoppiata mentre i due stavano parlando e che ha rischiato di terminare in tragedia. Ad allertare la polizia alcuni cittadini. Sul posto gli agenti che hanno chiamato subito il SUEM 118. Il 25enne è stato picchiato e colpito al volto e al torace. Immediatamente è stato fermato e identificato l'aggressore. Si tratta di un pakistano di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine per aver creato problemi e dato in escandescenze più di una volta. L'uomo è stato denunciato per lesioni, mentre il ragazzo ferito ha avuto una prognosi di 25 giorni. Nonostante i lavori di chiusura del parcheggio interrato della Piani, sopra continuano a bivaccare notte e giorno cittadini stranieri. Vicino alle macchinette per pagare i biglietti, bottiglie vuote, scarpe, giacigli di fortuna, mozziconi di sigaretta. La gente passa, a volte scavalcando gli stranieri distesi. L'episodio dell'altra sera ha aumentato il malumore. Il sindaco ha effettuato un sopralluogo e dopo aver visto la situazione ha chiesto un appuntamento al prefetto. È fondamentale che anche lo Stato ci aiuti a non far più arrivare queste persone. Noi ci abbiamo messo il massimo impegno, abbiamo sistemato il parcheggio, abbiamo chiuso, però ogni sera continuano ad arrivare persone estranee al nostro tessuto sociale, per carità, in cerca di aiuto, in cerca di casa, in cerca di lavoro. È altrettanto vero che questa è una comunità che ha già dato tanto, che sta dando tanto e dobbiamo trovare altre forme per poter aiutare queste persone. Una situazione che deve essere risolta, l'amarezza del primo cittadino. Le forze a disposizione dell'amministrazione comunale sono sempre più limitate e fino ad oggi siamo sempre intervenuti con fondi propri sia per pulire, sia per sgombrare, sia per chiudere. Chiedo davvero aiuto alle istituzioni perché episodi come quello di ieri non succedano più, ma soprattutto perché si metta la parola fine al fenomeno dei bivacchi di questi stranieri che vanno lì perché sono vicini all'ufficio immigrazione. È altrettanto vero che non è più tollerabile questa situazione. E dunque l'abbiamo visto poi anche a Venezia, è stato un weekend di furti, è stata battuta la Marca, siamo a Pederobba con un furto in pieno giorno in un bar, al bar Via Vai di Covolo di Pederobba, un cittadino probabilmente di origini straniere ha rubato un salvadanaio delle mance ma è stato ripreso dalle telecamere. È entrato nel bar fingendosi cliente ed ha chiesto un caffè, poi ha atteso che le dipendenti fossero impegnate ed ha nascosto dentro la giacca che teneva in mano il salvadanaio delle mance. Un gesto repentino che non ha notato nessuno fino a quando si sono accorti che era stato sottratto dal bancone. Il ladro è poi uscito indisturbato dal locale, tutto senza sapere che era stato immortalato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale. Lo sdegno del sindaco di Pederobba, Marco Turato. Fa tristezza non tanto per il valore del furto quanto per il gesto. Un salvadanaio che è un guadagno extra di lavoratori di un'attività che viene portato via così, non penso faccia la fortuna di nessuno, tantomeno di chi lo ha rubato. Mi spiace tanto più per il gesto e basta. È triste. Un furto messo a segno in pieno pomeriggio. Un cliente non abituale del locale, hanno spiegato le dipendenti. L'uomo, molto probabilmente straniero, sarà identificato, ma mancano pene certe anche per questi atti, dice il primo cittadino. Non paga per i gesti che compie. Se ci fosse una pena certa, ma che venga scontata in galera, no? a piede libero, eccetera, eccetera. Devono andare in galera queste persone qua, devono scontare una pena. Punto e basta, di inasprire le pene e metterle in atto comunque, non interpretare le leggi. Così dunque il sindaco Turato, non solo Covolo di Pederobba, anche tutto l'Interland di Treviso è stato colpito, tra cui la famosa pasticceria Nascim Ben in Viale Luzzati. Più aggiornamenti nel corso del telegiornale della sera, intanto ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco.
Eccoci tornati in studio, continuiamo questa nostra prima edizione ancora con la cronaca. Chiudiamo il lungo capitolo dedicato ai temi della sicurezza, apriamo quello invece della sicurezza sulle strade. Purtroppo è stato un weekend intenso per le forze dell'ordine, siamo intanto, lo vedete, nel tratto dell'autostrada tra San Stino e Portogruaro, anzi tra Portogruaro e San Stino di Livenza, un ennesimo incidente ieri sera intorno alle 22 in A4, un furgone ha tamponato un tir in sosta allo schianto, secondo una prima ricostruzione che è ancora al vaglio della polizia stradale sarebbe imputato al conducente del furgone che avrebbe perso controllo del mezzo scontrandosi appunto contro un mezzo pesante, un impatto fortissimo tanto da distruggere la parte anteriore del furgone e coinvolgere anche il rimorchio. Sul posto sono intervenuti immediatamente Vigili del fuoco arrivati da Portogruaro, supportati dalle squadre di Motta di Livenza e Pordenone, presenti ovviamente anche i sanitari del SUEM 118 per prestare i primi soccorsi e verificare le condizioni degli occupanti dei veicoli che non sembrano versare in gravi condizioni. L'intervento però ha richiesto anche la presenza della polizia stradale non solo per i rilievi ma anche per dirigere il traffico e la viabilità che inevitabilmente si è congestionata creando rallentamenti con code e disagi per tutti gli automobilisti in transito nella zona. E noi siamo a Malcesine, invece adesso due fidanzati sono morti in un incidente sulla Gardesana Orientale a Cassone, nel comune di Malcesine. Siamo a Verona, la coppia viaggiava su uno scooter che pochi minuti prima della mezzanotte si è scontrata con un furgone sul posto. I sanitari del 118, vigili del fuoco, polizia stradale che ora dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente. Le vittime sono un signore romeno di 42 anni residente a Brenzone in Italia da oltre 20 anni e la sua compagna di origine moldave di 44 di Malcesine. Alla guida del furgone un signore vicentino di 41 anni. E ancora incidenti nella Marca, uno schianto sulla Treviso Mare, 5 giovani sono finiti in ospedale, mentre a Montebelluna un altro incidente, un'auto contro una moto, ferito il motociclista. Sono le prime luci dell'alba, lungo la Treviso Mare all'altezza di Roncade, il boato e lo schianto. Due auto nei pressi dell'incrocio con via Montiron si sono scontrate. Una delle vetture ha finito la corsa ribaltata sul fianco. All'interno delle due macchine 5 giovani. Immediata la chiamata al SUEM 118 e ai vigili del fuoco. I ragazzi tra i 22 e i 26 anni sono stati liberati dagli abitacoli e portati in ospedale a Treviso. Fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita. Hanno riportato ferite e contusioni. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. Alla guida delle macchine un 26enne di Zero Branco ed un 22enne di Preganziol. L'incidente è avvenuto alle 5:20, limitati vista l'ora i disagi al traffico. L'incrocio è stato temporaneamente bloccato per permettere il soccorso ai feriti e la rimozione dei mezzi. Poche ore dopo un altro incidente sulle strade della Marca, questa volta è accaduto a Montebelluna in via Feltrina Nord. A scontrarsi una moto ed una macchina. Sul posto si sono fermati altri automobilisti per prestare i primi soccorsi e chiamare l'ambulanza del 118 e i carabinieri di Montebelluna. Il motociclista caduto a terra non è in pericolo di vita, è rimasto sempre cosciente durante tutte le fasi del soccorso ed è stato trasportato all'ospedale montebellunese per le cure del caso. Illeso invece l'automobilista. Con l'estate e le scuole chiuse, soprattutto durante i fine settimana, la circolazione dei veicoli è maggiore. Nelle strade che portano alle località turistiche le forze dell'ordine hanno già potenziato i controlli per cercare di arginare il fenomeno dei sinistri. L'appello è sempre quello di prestare massima attenzione e mettersi alla guida in condizioni psicofisiche ottimali. Nel Padovano invece gli incidenti più gravi nel weekend, perché Padova piange un'altra vittima. Si tratta di Mattia Selai, morto dopo l'incidente di mercoledì mattina scorso lungo la strada dei Vivai tra i comuni di Saonare e Sant'Angelo di Piove di Sacco.
La procura non ha ancora dato nulla osta per la restituzione della salma, ma il funerale dovrebbe celebrarsi nel Duomo proprio di Piove di Sacco, nonostante il 21enne fosse musulmano. Mattia Selai aveva solo 21 anni, viveva a Piove. Secondo la ricostruzione degli agenti della polizia stradale, il ragazzo era stato sbalzato dalla moto dopo essere finito contro un furgone parcheggiato sul ciglio della strada perché in avaria, venendo investito da una piccola utilitaria che stava sopraggiungendo nel senso opposto di marcia. Le sue ferite erano apparse da subito gravissime. Per 3 giorni Mattia ha lottato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova, dove era ricoverato, e nel weekend la triste notizia. Una lunga scia di sangue sulle strade del Padovano da venerdì notte in poi. Il morto più giovane è di Borgoricco, sulla strada regionale 308 del Santo, aveva solo 19 anni, sbalzato sull'asfalto dalla vettura su cui era passeggero. La procura ha aperto un'inchiesta e i conducenti delle 2 auto coinvolte sono indagati ora per omicidio stradale colposo. Aveva tutta la vita davanti Edward Matera, un lavoro in un fast food di Campo San Piero dove viveva, tanti amici, una famiglia che gli voleva bene. I suoi sogni e i suoi desideri si sono infranti qui, in questo tratto di asfalto della strada regionale 308 del Santo, nel territorio di Borgoricco. Edward viaggiava nel sedile posteriore di una Ford Focus condotta da un amico di 20 anni e stava probabilmente rientrando a Campo San Piero. Erano circa le 2 quando l'auto è finita contro il guardrail in modo violento, un urto tale da sbalzarlo fuori dal veicolo e farlo finire sulla carreggiata opposta nel momento in cui sopraggiungeva una lanciamusa condotta da un 24enne che nulla ha potuto fare per evitarlo. Un impatto terribile di cui restano i segni sull'asfalto accanto a quelli dei rilievi condotti dai carabinieri sul posto con i vigili del fuoco, gli addetti di Veneto Strade e i sanitari del SUEM 118. Per il 19enne purtroppo non c'è stato nulla da fare, illesi gli altri 2 giovani. Entrambe le auto sono state sottoposte a sequestro. Indagini sono in corso per stabilire la dinamica del tragico incidente, l'ennesimo lungo una strada dove le croci si susseguono. Una giovane vita spezzata che lascia una famiglia e tanti amici in lacrime. A loro la solidarietà e la vicinanza dell'amministrazione comunale e del sindaco di Campo San Piero, Katia Maccarrone. Insomma, questo è il resoconto del weekend sulle strade del Veneto, e proprio nella regione da ottobre sarà stop ai veicoli Euro 5, circa 1 milione di mezzi, poco meno di 72.000 nella Marca trevigiana. L'ACI si tratta di mezzi con un'alta attenzione all'ambiente, è necessaria una deroga. L'Euro 5 nella città di Treviso abbiamo studiato, e quindi circolano circa 4.688 auto Euro 5 in città di Treviso. Per quanto riguarda invece la provincia, le auto aumentano a 67.211. Poco meno di 72.000 auto Euro 5 immatricolate tra il 2009 e il 2015 nella Marca trevigiana dal 20 ottobre sono a rischio circolazione. Questo per effetto del decreto legge 121 del 2023, che impone alle regioni del bacino padano di adottare misure stringenti contro l'inquinamento atmosferico. Il provvedimento sarà attuato da ottobre ad aprile in presenza dell'allerta smog arancio e rosso. Misure che secondo ACI vanno a colpire veicoli Euro 5 per l'appunto con un buon livello di attenzione all'ambiente. Il parco auto del Trevigiano è uno dei parchi auto migliori, cioè nel senso l'Euro 5 sinceramente è un livello di attenzione all'ambiente non poco rilevante. Se da ottobre queste situazioni dovessero essere, come dire, confermate, quindi l'Euro 5 non potrà più circolare, è un problema serio, cioè 70.000 persone probabilmente avranno qualche difficoltà alla circolazione. Chiediamoci se è un provvedimento, come dire, che è importante, oppure magari si può dare qualche deroga e poi fra qualche tempo ne possiamo riparlare. Un interrogativo e una proposta messe sul tavolo dal direttore Centola, che auspica una deroga per permettere ai cittadini di far fronte alla spesa per la sostituzione della propria auto con maggior tempo a disposizione. Io spero
come ACI, e quindi mi metto nei panni degli automobilisti possessori di auto Euro 5, che si possa, diciamo, avere una proposta, una politica un po' più comprensiva proprio per il ricambio auto, e quindi andare con una deroga che probabilmente si potrà realizzare nel prossimo anno, quindi nel 2026. La Regione Veneto ha annunciato un nuovo bando di finanziamento per la sostituzione dei mezzi più inquinanti. Naturalmente ci si aspetta anche qualche forma di incentivazione da parte a questo punto della Regione per poter agevolare il cambio auto nei confronti dei possessori delle Euro 5. Ritorniamo a Padova con la cronaca. È stato denunciato un cittadino cinese irregolare in Italia perché girava con un coltello a serramanico e un tirapugni nel borsello. Fermato dai carabinieri in via Tonzica a Padova per un normale controllo, ha dato subito segni di insofferenza. Dalla perquisizione sono emersi un tirapugni e un coltello a serramanico lungo 17,5 cm. Denunciato un 42enne cinese in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Sabato notte gli uomini dell'Arma avevano notato l'uomo che si aggirava con fare sospetto. Fermato, è sembrato subito nervoso, tanto da far scattare la perquisizione. Dal borsello che l'uomo aveva con sé sono stati ritrovati un coltello e un tirapugni che sono stati subito sequestrati dai militari. L'uomo non ha saputo giustificare il possesso degli oggetti. Ritorniamo nella Marca con l'inaugurazione delle opere e degli eventi di trasformazione irrigua da sistema a scorrimento ad impianto a pressione nei comuni di Crocetta, Montebelluna, Istrana, Paese, Quinto di Treviso, Arcade e Nervesa, finanziati dal Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020. La cerimonia alla centralina di pompaggio di Croce del Gallo in comune di Cornuda. A salutare le nuove opere anche il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, presidente della 9ª Commissione in Senato, Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare. Quando si è insediato il governo Meloni non c'era una strategia sull'acqua e sulle risorse idriche, ha detto, nonostante fosse ben noto il fatto che la siccità sia un fenomeno ciclico pronto a ripresentarsi ogni 5 anni. Come prima azione abbiamo attivato una cabina di regia e per rimarcare il ruolo strategico del Veneto nella partita acqua abbiamo messo alla guida un grande tecnico della nostra regione da cui siamo partiti. Siamo riusciti a organizzare meglio l'utilizzo dei fondi PNRR cercando di investire su ciò che serve realmente, un cambio di rotta che si è fatto sentire anche in Europa dove dopo 5 anni in cui un agricoltore era bravo se non produceva, ora finalmente si parla di produrre di più e meglio, di sovranità alimentare, di tutela di chi lavora e produce. Così insomma il senatore De Carlo. E con l'estate ormai alle porte invece per i comuni è una corsa contro il tempo per la manutenzione contro i danni causati da fenomeni atmosferici estremi come quelli capitati qualche giorno fa. Bombe d'acqua, grandinate record, raffiche di vento, eventi meteorologici estremi che sempre più spesso segnano le nostre estati. Raccolti distrutti, scantinati e case allagate, tetti scoperchiati, una conta dei danni che aumenta, mentre per i comuni, in vista dell'estate ormai alle porte, è una corsa contro il tempo per la manutenzione di tombini e canali di scolo. Purtroppo paghiamo una scarsa programmazione, ma non degli ultimi 10 anni, da prima ancora. Adesso è una corsa alla sistemazione e chiaramente si cerca di fare il possibile, anche noi sindaci facciamo quello che possiamo. È chiaro che si dialoga continuamente con gli enti sovraordinati preposti alla manutenzione e al controllo, però ecco, spesso l'evento è tanto più grande di noi. Noi probabilmente abbiamo non solo i tubi, ma anche proprio i fossi legati a precipitazioni di 20-30 anni fa, come è giusto che sia, nel senso che erano stati costruiti in quel periodo. Probabilmente i fenomeni attuali hanno queste famose bombe d'acqua che scaricano una quantità di acqua importantissima in pochissimo tempo e quindi i canali fanno fatica a fare la loro funzione. Nell'ultima ondata di maltempo i danni maggiori provocati da chicchi di grandine come palline da tennis e dalle forti folate di vento che a Povegliano hanno abbattuto tutti i cartelli stradali e un albero. Anche a Spresiano un platano della Pontebana è stato sradicato finendo nel giardino di un'abitazione. Purtroppo soffriamo di un fenomeno chiamato
chiamato downburst. Adesso io non sono un meteorologo e non sono neanche un esperto, però abbiamo praticamente del vento che si incanala in una zona e tira giù tutto quello che trova in quella zona là. In questo caso qua l'albero era sanissimo, è stato proprio sradicato da questa forte folata di vento. E mentre scatta l'ennesima conta dei danni, dal primo cittadino di Spresiano la richiesta in tal senso di un progetto strutturato che preveda un incontro tra i sindaci. Per quanto riguarda la conta dei danni, avere una struttura organica che preveda la raccolta, l'invio e l'eventuale comunicazione al cittadino. Te lo paghiamo perché abbiamo lo stato di emergenza, non te lo paghiamo, hai un'assicurazione, lo paga l'assicurazione del comune. Cioè dovremmo avere un modo ordinato anche per questa cosa qui. Tra poco apriremo un'ampia pagina dedicata agli alpini. Nel fine settimana la tanto attesa adunata triveneta e saranno per noi in diversi luoghi il nostro Marco Stantini, Lucio Zanato, Ferdinando Garavello. Tra pochissimo, ma subito dopo la pubblicità. Eccoci ritornati in diretta. Come annunciato prima della pubblicità, apriamo un lungo approfondimento su quelli che sono i preparativi per l'adunata del centenario, la Triveneta che questo weekend porterà a Conegliano centinaia di migliaia di penne nere. Per noi da Farra di Soligo c'è il nostro Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Lucio, buongiorno, insomma, che aria si respira? Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Come per Biella, la Dunata Triveneta degli Alpini comincia così. Siamo nella sezione di Conegliano, hai detto giustamente, comune di Farra di Soligo, ma siamo a Soligo, perché noi in questo nostro viaggio, anche nei prossimi giorni, racconteremo le 4 medaglie d'oro che caratterizzano proprio la sezione di Conegliano. E allora intanto andiamo qui, dove c'è la prima medaglia d'oro, cioè il gruppo di Soligo e proprio si fregia della presenza di una medaglia d'oro. Sono con Maurizio Ceschin, capogruppo del gruppo Soligo. Chi era Sante Dorigo? Perché medaglia d'oro? Allora, Sante Dorigo era un nostro paesano che ha fatto la prima guerra mondiale. Ecco, lui è diventato medaglia d'oro durante la prima guerra mondiale per tutta una serie di azioni, mi pare. Sì, ha compiuto un assalto con la baionetta e più volte è stato ferito e dopo, nel momento che l'avevano considerato morto, gli hanno conferito la medaglia d'oro al valor militare come da morto. Successivamente, che è stato ritrovato invece che era in vita, la medaglia d'oro è rimasta però da vivente. Ecco, è uno dei rari casi di medaglia d'oro da vivente. E voi siete il gruppo qui a Soligo, noi siamo all'esterno perché voi, come sempre, gli alpini sono sempre in attività. Qui cosa fate? Qui tra poco alla festa della famiglia, che è la 3 di luglio, ossia domenica, ci sarà la cerimonia dell'inaugurazione della piazzetta con scoprimento del nostro monumento che sarà dedicato e lasciamo tutto in sospeso per la prossima volta. Ecco, noi siamo qui perché vogliamo sapere come vi state organizzando invece per quanto riguarda la Triveneta. Cosa state preparando per il prossimo fine settimana? Col prossimo fine settimana molto impegnativo, perché con varie cerimonie sia qua a Soligo che anche in sezione dovremmo fare le corse per poter stare dietro a tutti gli impegni che abbiamo previsto. Uno dei 2 impegni che abbiamo qua a Soligo è uno venerdì mattina alle 9:30 passa la mula Violet e insieme con i bambini della scuola materna faremo l'alzabandiera, deposizione della corona e le varie cerimonie. In più il sabato ci sarà la partenza dal monumento di Sante Dorigo della specialità di mountain bike verso la sezione di Conegliano, e anche qui ci sarà sempre l'alzabandiera e la deposizione della corona. E avanti così. Però qui non siamo solo con il gruppo di Soligo, con Nicoletta e con il capogruppo entriamo cercando di non farci male, e perché entriamo in quella che è proprio la sede. E mi piace far vedere questa sede, Eddie, perché qui praticamente ci sono tutti gli altri gruppi della zona e noi racconteremo tutta la sezione di Conegliano raccontando anche tutti i gruppi, e qui noi cominciamo con Barbisano. Eccolo qua, Barbisano. Allora, chi parla? Il capogruppo? Parla capogruppo. Allora, capogruppo, intanto nome e cognome? Buongiorno, Bruno Cadarari, capogruppo Alpini. Ecco, come gruppo, che attività fate per la vostra comunità?
Allora, per la comunità, sempre in collaborazione con l'amministrazione comunale, facciamo sfalci erbe per le scuole, portiamo i ragazzi in gita nei posti di guerra e anche dove ci sono stati alluvioni per vedere, per non dimenticare tutto quello che è successo. Insomma, siete sempre attivissimi con la vostra comunità? Sempre attivi tutto l'anno. Ecco, questa è una delle particolarità degli alpini che racconteremo sempre. Ma come vi state preparando invece per il prossimo fine settimana? Allora, per quanto riguarda il Triveneto, abbiamo già iniziato, inizio anno, noi abbiamo fatto una mostra sul nostro mitico Ferrazzi, che è un fotografo di guerra e era anche medico. Abbiamo fatto in Villa Brandolini, abbiamo fatto in collaborazione col gruppo Il Soligheto e di Piedi di Soligo, abbiamo fatto una mostra per 3 settimane per far vedere tutti gli eventi. Però la realtà è che voi state già preparando lo Spiedo, mi pare. Noi siamo già pronti per lo Spiedo, stiamo preparando anche dei posti letto perché abbiamo anche ospiti amici di Bergamo, Valtaleggio, c'è il presidente anche della sezione di Bergamo che viene a noi. E insomma, praticamente grande attività. Purtroppo abbiamo poco tempo perché altrimenti non riusciamo. Il secondo invece è Farra. Buongiorno, nome e cognome? Daruos Giorgio. Allora, per Farra voi cosa fate? Ma noi con l'amministrazione siamo sempre in collaborazione, facciamo la poesia ai sentieri, il parco, collaboriamo con l'asilo, con le scuole. Insomma, attività tutto l'anno per sempre. Tutto l'anno per sempre. E invece come vi state preparando voi velocemente per... Abbiamo fatto il pullman, nonostante sia vicino abbiamo fatto il pullman per evitare di spostarsi in macchina. Dopo abbiamo anche una mula, noi il gruppo di Farra che scende a piedi da Farra e va. Dopo abbiamo anche il nostro coro che canta. Lo sentiremo dopo. Ultimo invece per questo primo giro, Santa Maria di Feletto, giusto? Santa Maria e San Michele di Feletto. Ecco, come invece la vostra attività? Varie attività, pulizia sentieri, così. In particolare portiamo gli alunni della scuola elementare Francesco Fabbri all'Isola dei Morti, quest'anno l'ultima attività fatta quest'anno. Per non dimenticare. Per non dimenticare, certo. E invece come vi state preparando invece per il prossimo fine settimana? Ospiteremo una trentina di alpini di Treviso che sono in marcia con i muli e si fermeranno a dormire da noi la notte prima della dunata, perciò li ospiteremo per cena e per dormire, insomma. E per stare insieme. Come avete capito c'è delle grandi attività e ho portato, ed è qui con noi anche Maria Perencini, sindaco di Farra di Soligo, quindi padrone di casa diciamo della comunità. Per i primi cittadini che cosa significa avere intorno, come ce l'ha lei adesso, gli alpini? Beh, è una sicurezza, quello lo posso dire tranquillamente, nel senso che gli alpini sono presenti e una forza attiva all'interno delle nostre comunità, un punto di riferimento non solo con noi amministrazioni comunali ma anche all'interno delle scuole, le attività che portano avanti anche con gli asili. Devo dire che sono veramente una presenza costante e fissa e incarnano perfettamente quella persona legata alla famiglia, all'affetto del tricolore, alla patria e alle tradizioni, quindi per fortuna che abbiamo gli alpini nei nostri paesi, quello senz'altro. Grazie, il nostro collegamento sta per chiudersi, ma non si può chiudere un collegamento con gli alpini senza sentire un canto. E allora cosa andiamo a sentire? Sentiamo cosa ci dice il capogruppo Ceschin. Cosa sentiremo? Stavo guardando il nostro maestro della banda, che inizia sicuramente con una bella canzone. E allora sentiamo l'intonazione, via. Quando ci prende la malinconia, pensa che c'è qualcuno accanto a te. Vivere non è sempre poesia, quando è grande senza un perché. E mentre sentiamo in sottofondo ancora gli alpini, io ti ridò la linea perché so che adesso tocca al collega Omar Costantini. A te, Edi. Grazie Lucio, grazie anche a Nicoletta Rizzetto, ovviamente a tutti i tuoi ospiti. Insomma, si comincia davvero a entrare nel vivo di quello che sarà
questo fine settimana più di un anno di preparativi, abbiamo sentito tantissimi anche i giovani coinvolti, quello degli alpini è anche un invito ad estendere un po' quello che loro portano avanti da moltissimi anni e far conoscere il loro operato anche ai più piccoli per continuare ovviamente la tradizione e non solo, insegnare loro anche quanto gli alpini hanno fatto e come diceva uno di loro non dimenticare, come ricordava anche il nostro Lucio Zanato. Chiedo alla regia Francesco Cerone, Edoardo Paris se per caso è collegato già il nostro Omar Costantini e allora Ferdinando Garavello invece c'è? Non c'è nessuno ancora, allora noi intanto proseguiamo con il racconto alpino e andiamo a Signoressa, il servizio non può che essere del nostro Lucio Zanato. Abbiamo già organizzato un bel gruppo che parteciperà a tutte le 3 giornate che sono state programmate venerdì, sabato e domenica per la donata del terzo raggruppamento, anche perché Conegliano rappresentava e rappresenta ancora la batteria di artiglieria da montagna di Conegliano. Alpini pronti a Signoressa per il raduno triveneto di Conegliano. Non prima però di aver donato alla comunità un'altra delle innumerevoli opere che contraddistinguono l'attività del gruppo. Quest'anno la scelta ha portato alla realizzazione di un monumento dedicato a Maria Montessori, vicino alle scuole elementari, realizzato da un artista artigliere da montagna proprio del Conegliano. È stata un'idea del capogruppo di un altro alpino che ha detto: cosa facciamo di questa struttura che doveva essere abbattuta perché era anche pericolosa. E allora mi è venuto in mente questa cosa qua, forse perché le idee vengono così e la prima idea è quella che poi dopo conclude. Ho detto facciamo un inno alla Montessori e poi dopo piano piano mi sono documentato ed è questo cerchio come un abbraccio. E allora anche questo mi ha dato questa spinta a arrivare qua. Recuperare uno spazio valorizzando chi ha dedicato la propria vita alla formazione morale e culturale di generazioni di italiani. Abbiamo voluto quest'opera per inneggiare e anche per incoraggiare i bambini, per far ricordare il metodo che ci ha fatti crescere tutti, cioè quello della Maria Montessori, pedagogista, la prima donna laureata in medicina in Italia, ma soprattutto per il bene che ha voluto dei bambini, ha voluto un bene immenso e si è dedicata tutta la vita per i bambini. Quindi sono valori che noi come alpini, attraverso il mondo della scuola, abbiamo un progetto, cioè quello di aiutare, essere vicini e trasmettere veramente il senso di solidarietà e di amicizia e di pace. Da Signoressa a Ramon di Loria, dove c'è per noi il nostro Ferdinando Garavello, anche Ramon si prepara insomma per questa adunata. Come lo scopriamo insieme a Ferdinando? Buongiorno. Buongiorno anche ai nostri telespettatori, siamo a Ramon di Loria, sezione Montegrappa, e con il presidente Renato Monegato siamo davanti a questa vecchia scuola che gli alpini hanno restaurato trasformandola nella loro sede, nella casa delle associazioni. Prima di dar la parola al capogruppo, qui in questa scuola hanno insegnato Tina Anselmi, che sappiamo tutti chi è, e ha insegnato anche Masaccio, un comandante partigiano coinvolto in quello che è stato l'assalto, la distruzione del ponte di Bassano, fatta, dicono gli storici, dicono le carte, per salvare la città da quelle che potevano essere delle incursioni ben più devastanti alla fine nella seconda guerra mondiale. Quindi è un luogo pieno di storia. Qui dentro ci sono addirittura le brande della vecchia caserma Montegrappa di Bassano che gli alpini di Ramon hanno recuperato e le usano per fare le trasferte. Quindi potete capire che non sarà la sede centrale che è sul ponte, ma dal punto di vista storico è una delle sezioni che lavora di più e che ci tiene di più, e ce lo conferma anche il capogruppo Renato Monegato. Buongiorno, sono il capogruppo Renato Monegato degli Alpini di Ramon di Loria. Dopo la bellissima esperienza di Biella, dove ci hanno accolto a braccia aperte, siamo partiti senza sapere niente, ma abbiamo trovato
grande ospitalità. Abbiamo trovato gente disponibile a darci una mano e a darci tutto quello che serviva. Siamo tornati con entusiasmo e ora, dopo qualche settimana, siamo pronti ancora a partire per dare quella grande orgoglio che sono gli alpini di Conegliano, 5.200. La sezione di Bolzano con 30 gruppi, 100 anni di storia con il suo presidente Francesco Botteon. Onore, perché questi alpini hanno grande volontà di lavorare, di fare amicizia, di stare insieme, di collegare tutto da padre in figlio la storia degli alpini. E io ho avuto modo di conoscerli bene durante il grande terremoto che ho vissuto in Friuli il 6 maggio del 76 e con me c'era proprio il caporal maggiore dottor che coordinava le squadre quando andavamo a lavorare fuori. Io della brigata alpina Giulio del battaglione Tolmeso della 72esima compagnia sono stato trasferito nella compagnia a comando perché ero muratore e sicché ho vissuto proprio quasi tutta la naia a lavorare e ad aiutare chi purtroppo ha perso tutto, la casa e anche magari i propri cari. Ed è per questo che lo spirito alpino io ho continuato ancora, avendo modo di aver conosciuto il grande ex presidente Bortolo Busnardo che è arrivato con la sua jeep e col caretin da Drio, col picco, il baile e la carriola. Questa era la protezione civile di 30 anni fa. Non servivano tante macchine fotografiche o vestiti, ma erano il lavoro di braccia e di muscoli e di forza. Ma alla fine si avevano tanti risultati. Come diceva il grande alpino presidente, ex sindaco di Treviso, che diceva per fare a Malta, Gentilini diceva che vuoi il sabion, è abetonata per fare il cemento e gettare. Questa è la storia di noi alpini e dopo abbiamo continuato la nostra storia con il presidente Busnardo in tutta Italia, dalle alluvioni di Alessandria, alle frane di Sarno, alle frane di Aosta, ai terremoti dell'Irpinia, al terremoto di Aquila, al terremoto di Foligno, di l'Umbria e l'Emilia Romagna e per continuare poi i lavori che abbiamo fatto all'estero, una scuola in Brasile, in Madagascar, a Capoverde ma soprattutto in Tanzania dove sono andato a costruire un acquedotto per quei poveri che vivono ancora nella foresta e non hanno niente e purtroppo vengono magari parlato male, ma tante persone, noi viviamo nel bene, ma loro bisogna capire cosa vuol dire soffrire e patire la fame, bisogna essere presenti in queste cose. Ma a parte quello, in Italia siamo andati a aiutare le suore, i missionari da Valdenon, gli alpini di Bolzano. E in Reggio Calabria siamo andati a costruire un asilo in Aspromonte, in terra di nessuno. E là ho conosciuto il grande parroco, ora vescovo di Calabria, della Calabria, Don Salvatore. E lui mi diceva sempre, Renato, la provvidenza ci aiuta e ci darà una mano. È per questo che voglio dire io, come che siamo arrivati a Biella senza conoscere nessuno né sapere dove era la città, abbiamo trovato gente con tanta volontà e con tanto amore che ci ha dato una grande accoglienza. Ma se mi permetti voglio dire anche un grazie e un grazie a tutti i miei alpini di Ramoi, i miei collaboratori e la mia famiglia che mi aiuta e che mi sostiene, perché per andare avanti un alpino ha bisogno dell'aiuto della famiglia e del suo gruppo. Grazie ancora, viva gli alpini e viva l'Italia! Allora, avete sentito l'entusiasmo, è già alle stelle, la voglia di ritrovarsi ancora una volta con nel cuore la Dunata di Biella e naturalmente quella di Vicenza dell'anno scorso è fortissima, quindi se il buongiorno si vede dal mattino questa settimana inizia veramente benissimo, ve la racconteremo ogni giorno anche da questo territorio. Grazie al tuo ospite anche per la sua carica, insomma ci fa capire come ognuno degli alpini che ci saranno poi questo weekend porta la sua storia, porta il suo vissuto e racconta i valori della comunità alpina. E continuiamo a parlare insomma di questa Dunata perché per noi collegato c'è il nostro Omar Costantini da Udine. Omar, anche Udine si prepara insomma alla Triveneta, buongiorno.
Sì, buongiorno. Chiaramente le 8 sezioni del Friuli Venezia Giulia sono già tutte pronte. Partiamo chiaramente con la sezione di Udine oggi insieme al presidente Mauro Ermacora per raccontare questo viaggio, no, verso Conegliano, che insomma vede tantissime penne nere pronte a partire. No? Buongiorno, sì, siamo pronti per arrivare a Conegliano. Noi abbiamo l'obiettivo di portare almeno 1 migliaio di persone per quanto riguarda la sezione di Udine, ma sicuramente poi tutte le altre 8 sezioni friulane ne faremo sicuramente almeno 2.000-2.500. Questo è il nostro obiettivo, almeno minimo, anche perché per la trasferta per noi è piuttosto corta e per cui siamo ben felici di venire e di andare a Conegliano. Chiaro. Sarete presenti chiaramente già da giovedì, diciamo, per gli accampamenti, e poi gli ultimi raggiungeranno Conegliano attraverso magari col treno o con la macchina, ma quelli sono proprio quelli che faranno la toccata e fuga in giornata. Sì, ce ne sono già parecchi che il giovedì saranno presenti a Conegliano, molti di noi partiranno il venerdì anche per fare un weekend completo e chiaramente poi la domenica mattina moltissimi arriveranno tramite i pullman, le corriere oppure con mezzi propri. La cosa importante, Presidente, è che c'è, come detto, grande entusiasmo perché si passa dalla nazionale, cioè dalla dunata ai raduni, no? E c'è sempre un continuo via vai e quello che conta è che comunque c'è movimento, voglia di partecipare. Il Triveneto negli ultimi anni ha avuto una grandissima spinta sicuramente e questo per noi fa enormemente piacere anche perché si riuniscono più o meno tutti gli alpini ovviamente del Triveneto di che moltissimi di loro ci conosciamo, per cui è un incontro fra amici ed è molto, molto sentito anche qui da noi. Bene, grazie Presidente Mauro Ermacora. Io ripasso la linea allo studio per la prosecuzione del notiziario. Grazie Omar, grazie anche al tuo ospite. Chiudiamo così il cerchio dei nostri collegamenti dedicato alla Dunata degli Alpini e ci saranno questi collegamenti ogni giorno fino all'inizio della Dunata venerdì e poi che seguiremo anche ovviamente per tutto il weekend, un momento che Antena 3 continuerà a trasmettervi sempre in diretta anche appunto durante proprio lo svolgimento e noi ci prepareremo insomma a questa adunata con e anche attraverso questi collegamenti. Noi cambiamo decisamente argomento, parliamo di arte, parliamo di cinema, parliamo di cultura. Hakim Novak, il Leone d'Oro alla carriera, e per noi collegato telefonicamente il nostro espertissimo Lorenzo Maier. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a te e ai nostri spettatori. Sì, un colpo da metro quello del direttore Roberto Barbera, che come aveva già annunciato qualche giorno fa è arrivato a chiudere il cerchio e a proporre questo grande nome che sarà a Venezia all'82esimo Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia dal 27 agosto al 6 settembre a Lido. Hakim Novak, un'attrice leggendaria 92enne che oggi ha commentato commossa questa scelta della Biennale di Venezia appunto su proposta del direttore Barbera, che è un po' un tributo a un'intera carriera di questa grandissima attrice statunitense che sarà davvero una star della prossima edizione e ora ci aspettiamo tra qualche giorno che venga anche annunciato il nome della madrina che condurrà, della conduttrice che condurrà le cerimonie di apertura e chiusura del festival. Davvero un grandissimo nome che fa capire, come già ci aveva detto Alberto Barbera al suo libro Lido, che il festival di quest'anno sarà ricco di star di grandi film hollywoodiane americane e davvero questo tributo di Venezia è stato accolto con emozione. Lo stesso Barbera si è dichiarato profondamente grato perché questa grandissima attrice ha accettato questa designazione della Biennale e adesso tutti aspettiamo di vederla su red carpet. Davvero una grande notizia. Lorenzo, grazie. Ovviamente avremo modo di approfondire anche tutto questo, non solo nei telegiornali della sera, ma come sempre con il tuo contributo seguiremo ovviamente tutti gli sviluppi riguardanti la mostra del cinema di Venezia e dunque attendiamo il nome della madrina di dell'edizione del 2025. Noi dopo gli alpini, dopo questo
spazio dedicato insomma al cinema, questa novità, la consegna del Leone d'Oro alla carriera Kim Novak. Torniamo a Treviso, parliamo di aiuto agli altri, di solidarietà, di volontariato, di altruismo e dunque ieri la città ha ospitato la 28ª gara regionale di primo soccorso della Croce Rossa, un modo per conoscersi e anche per sensibilizzare le persone al primo soccorso. Il servizio di Francesca Bozza. Treviso 2, partire. Padova, siete pronti? Sono partite da Piazza dei Signori le 10 squadre della Croce Rossa provenienti da tutto il Veneto, impegnate nelle gare regionali di primo soccorso, che hanno ospitato nel capoluogo della Marca anche la squadra delle Marche e una classe di un istituto di schio classificatasi quarta alle Olimpiadi proprio di primo soccorso. Avremo sparse per la città di Treviso alcuni scenari dove verranno simulate reali scene e i volontari si sfideranno a questa competizione per affrontare al meglio questi scenari. Le simulazioni altamente realistiche hanno visto in campo i volontari appositamente formati e truccati per rendere le scene il più possibile fedeli a situazioni di emergenza reali. In Piazza Rinaldi, il villaggio della Croce Rossa, con postazioni informative e dimostrative aperte al pubblico. È anche un momento bello tra loro, si incontrano, sono tutti giovani, se avete visto, e Croce Rossa è anche questa, quindi siamo assolutamente non solo felici ma anche molto orgogliosi di ospitarli a Treviso. E mi sento di dire grazie a tutti i volontari presenti che tanto tempo regalano a tutti. Così insomma la giornata di ieri a Treviso. Noi cambiamo argomento, continuano i pellegrinaggi invece alla diocesi nella Basilica di Sant'Antonio nel periodo che precede il 13 giugno, la grande festa. Ieri sera la messa solenne delle 18 è stata celebrata dall'arcivescovo di Bologna, il cardinale Zuppi, che nella sua omelia ha parlato della speranza. E allora sentiamo le sue parole. Tutto poi diventa privo di gusto quando non c'è speranza, come quando non c'è amore, c'è gusto. E così ci consegniamo facilmente a qualche venditore di illusioni. La speranza costa, le illusioni sono gratis. Anzi, ti sembra che ti tolgano pure i problemi. Se ce l'ho sono a posto. La speranza costa, ci impegna, certo. Ci devi mettere qualcosa. Le illusioni, appunto, le prendi e ce ne sono di molti, poi diventano dipendenze in molti casi. La speranza invece non delude. Non perché va tutto bene, ripeto, ma perché abbiamo la forza e la speranza che tutto andrà bene. E che questo richiede sforzo, richiede impegno. Andrà bene, tanto non dipende da noi. Se la speranza la prendiamo sul serio o no. Lui ci prende sul serio. E lui, la speranza, non delude perché è il versetto immediatamente successivo. Perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Non si è dimenticato di nessuno di noi, Dice, ma a me mi ha saltato. No, non ha saltato nessuno. Ce l'ha dato, siamo noi che non l'abbiamo preso, che è un po' diverso. Siamo noi, oppure che abbiamo preso appunto qualche illusione che costa poco. Questa è la Pentecoste, l'amore di Dio riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Il cuore di ognuno, personale, individuale, è il cuore della comunità. Bellissimo, no? Guardate, Pentecoste è una cosa bellissima, perché ognuno è pieno dello Spirito Santo, ma non è solo. Così dunque l'arcivescovo Zuppi, noi stiamo in chiusura del nostro telegiornale, della nostra prima edizione. Vi ricordo innanzitutto il sondaggio di Ring, questa sera a partire dalle 21 con Christian Arboit si parla di questa proposta che è proprio lanciata dall'Associazione Nazionale degli Alpini negli ultimi giorni dopo la dunata di Biella, appunto quella e prima del grande raduno del
di Conegliano, che appunto si terrà nel fine settimana, come abbiamo ampiamente annunciato. La politica, come sempre, è divisa tra mille distinguo anche all'interno degli stessi schieramenti. Vi chiediamo dunque cosa ne pensate. I numeri li vedete in sovraimpressione, se secondo voi siete d'accordo o no a reintrodurre questa mininaia magari anche nella protezione civile, la proposta degli alpini. E a Ringa appunto vi racconteremo la settimana alpina di Conegliano, che si sta preparando alla grande adunata. Collegamenti con la città del Cima, con Lucio Zanato. In studio poi ci sarà il sindaco Chies, sindaco di Conegliano, e l'alpino Marco Simeon. Poi spazio invece ai temi della politica e dell'attualità con Arturo Lorenzoni, speaker dell'opposizione in Consiglio regionale, Riccardo Barbisan, vice segretario regionale della Lega, e Fabio Maggio, vicepresidente della provincia di Treviso per Forza Italia. Appunto gli ospiti sono Fabio Chies, sindaco di Conegliano, Marco Simeon, alpino, Arturo Lorenzoni, speaker di opposizione in Consiglio regionale, Fabio Maggio, vicepresidente della provincia di Treviso, Forza Italia, Riccardo Barbisan, vice segretario della Lega in Veneto, assessore comunale anche a Treviso. Questi gli ospiti di Christian Arboit. Siamo giunti proprio alla fine della nostra prima edizione in questo lunedì 9 giugno, subito dopo la sigla, come sempre le previsioni del tempo. Appuntamento invece ai telegiornali della sera a partire alle 18:30. Una buona giornata, arrivederci.